Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Usavano le casse del comune come bancomat. Con l'accusa di concussione e abuso d'ufficio è finito in manette il sindaco di Palizzi nel Regino. Arrestati anche 2 consiglieri, 21 le persone coinvolte. Maxi operazione dei carabinieri forestali a Rossano Corigliano dopo l'alluvione del 2015. 195 persone indagate, 100 terreni sequestrati, procuratore Facciolla, territorio violentato. Stop ai disagi, sospeso temporaneamente il pagamento degli esami, i laboratori d'analisi riprendono le attività in attesa che il governo centrale decida sulla rimozione di scura e l'annullamento dei decreti commissariali. Nella prossima settimana al via i lavori per il Parco Benessere a Cosenza, dal 15 luglio chiuderà una delle corsie Viale Parco. L'isola pedonale non piace ai commercianti di Bagnara Calabra che protestano contro l'amministrazione comunale. Presentato a Castrolibero il ricco cartellone degli eventi estivi giunti alla 13ª edizione, tra gli ospiti Anna Tatangelo. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in apertura di questa edizione del telegiornale: arrestato il sindaco di Palizzi insieme a 2 consiglieri, usavano il comune come bancomat, concussione e abuso d'ufficio, le accuse contestate, sono 21 in tutto le persone coinvolte, sentiamo. Ecco i carabinieri mentre perquisiscono gli uffici del comune. Siamo a Palizzi, nel Regino, dove oggi il sindaco Arturo Walter Scerbo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Insieme a lui altre 3 persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione denominata Affare Comune, un'inchiesta che ha svelato la sistematica sottrazione di fondi comunali, soldi che sarebbero finiti nelle tasche degli indagati. Insomma, le casse del comune sarebbero state utilizzate come un bancomat. Ammontano a circa 340.000 euro i fondi distratti dal 2015 ad oggi, un tesoretto accumulato anche con i voucher lavoro. Oltre al sindaco sono finiti ai domiciliari 2 consiglieri comunali di maggioranza, Antonino Proietto e un altro che al momento è ricercato. In carcere invece il titolare di un bar ricevitoria di Palizzi, Luigi Palumbo di Brancaleone. Nel suo bar venivano acquistati voucher pagati per prestazioni di lavoro inesistenti a spese del comune. 21 persone sarebbero state complici della truffa, un sistema che avrebbe consentito agli amministratori coinvolti di attingere ripetutamente alle casse del comune mettendo mandati di pagamento per rimborsi spese gonfiate a proprio favore, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite oppure per retribuire prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stanziati. Tra gli indagati nell'inchiesta c'è anche l'ex vice sindaco Davide Plutino, che si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 98.000 euro, quasi interamente destinati al gioco online. Insomma, giocava d'azzardo con i soldi del comune. Gravi illeciti sono stati riscontrati inoltre dagli inquirenti nella gestione dei migranti. L'attività di accoglienza sarebbe stata, secondo gli investigatori, uno strumento per realizzare illeciti interessi personali. L'amministrazione comunale avrebbe così chiesto alla prefettura un rimborso spese di 105.000 euro a fronte di prestazioni solo in parte eseguite per la gestione dell'emergenza migranti. Sono invece 83.000 euro i fondi europei che sarebbero stati sottratti al progetto Life Caretta sulle tartarughe marine. Adesso le persone coinvolte nell'inchiesta dovranno rispondere a vario titolo di abuso di ufficio, peculato, corruzione, concussione tentata, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e tentata truffa ai danni dello Stato. 195 persone indagate, 100 terreni sequestrati a Corigliano e Rossano, il blitz dei carabinieri forestali scattato all'alba, le indagini della procura di Castrovilla ripartite all'indomani dell'alluvione che ha colpito proprio le 2 città adesso unite. Il procuratore Facciolla ha parlato di territorio violentato. È scattato all'alba il blitz dei carabinieri forestali di Cosenza, 100 i terreni a cui sono stati posti sigilli, a Rossano Corigliano 130 i militari supportati dal nucleo elicotteri di Vibo Valentia, impegnati nel sequestro di appezzamenti agricoli, manufatti e fabbricati che insistono negli alvei dei fiumi e nelle fasce di rispetto delle aree a rischio idrogeologico. Il provvedimento emanato dal Tribunale di Castrovillari, 195 le persone indagate tra appartenenti
rivolti alla pubblica amministrazione, imprenditori edili e privati cittadini per l'alluvione dell'agosto 2015, quando un'ondata di acqua e fango inondò i comuni di Corigliano e Rossano. Secondo quanto si è appreso, l'indagine partita all'indomani dell'alluvione ha accertato le violazioni ambientali. Il procuratore Facciolla ha parlato di territorio violentato, case costruite nei torrenti, cemento che avrebbe ostruito l'intero alveo del fiume. Tra gli indagati le amministrazioni comunali di Corigliano e Rossano, che va ricordato 3 anni fa erano comuni distinti, ma anche l'amministrazione provinciale di Cosenza, funzionari ed esponenti politici. Queste situazioni, ha spiegato il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, si legano a questioni elettorali, creano consenso e le notifiche sono ancora in corso. Questo è il primo troncone, preannuncia il procuratore, ma chiuderemo un altro grosso troncone dell'inchiesta entro settembre. Il procuratore ha anche sottolineato che c'è una piazza completamente abusiva fatta in spregio al territorio. I particolari dell'operazione Flumen Luto saranno illustrati domani in una conferenza stampa a Cosenza. Al via Catanzaro il processo per la morte di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso a Crotone. Imputato è Salvatore Gerace, ex sovvedo speciale. La mamma del giovane chiede giustizia. Mi aspetto giustizia e non vendetta. Mi aspetto regole di vita che valgono anche non solo per il Gerace ma per tutti gli altri. Chiede giustizia, come giusto che sia, la mamma di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso lo scorso 13 gennaio a Crotone in una lite per motivi di vicinato. Si è intrattenuta con i giornalisti a margine del processo in Corte d'Assise di Catanzaro, dove oggi è iniziato il procedimento per la morte di suo figlio. Imputato il 56enne Salvatore Gerace, ex sorvegliato speciale, che secondo l'accusa avrebbe ucciso a colpi di pistola Parretta nella sede dell'Associazione Libere Donne di Crotone, mentre si trovava in compagnia della madre e della fidanzata. Come Giuseppe non ne ha avuti sconti, no, in quel momento, perché è stato ucciso proprio in un giro di pochi secondi, penso che anche lui non ne debba avere più per tutta la sua vita, nel senso che lui debba scontare la sua pena. La donna, accompagnata dai familiari e amici, ha preso parte all'inizio del processo, che sperano tutti alla fine porti ad una pena esemplare per evitare che tragedie simili non si ripetano più. Una vita spezzata troppo presto. Giuseppe aveva tanti progetti da realizzare e tanti sogni, e oggi invece restano solo ricordi. Giuseppe era un ragazzo meraviglioso, era un ragazzo pieno di valori, un ragazzo che aveva diritto a vivere, aveva tanti progetti da realizzare, come tutti i nostri ragazzi. Spero che questa persona che ha commesso questo omicidio in maniera così gravosa, perché nessuno ha il diritto di togliere la vita a un'altra persona, sia punita con l'ergastolo. E adesso altre notizie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Valigiano una gioielleria con l'ipnosi, il colpo da 20.000 euro messo a segno a Fiumefreddo nel Cosentino da 2 donne. Una delle rapinatrici avrebbe ipnotizzato la titolare della gioielleria facendosi consegnare numerosi oggetti di valore. Indagano i carabinieri della Compagnia di Paola. Appalti truccati ad Amantea, sospesi 3 dipendenti del comune coinvolti nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Paola diretta da Pierpaolo Bruni e condotta dalla Guardia di Finanza. Il sindaco Mario Pizzino ha così revocato gli incarichi al capo dei vigili urbani Emilio Caruso, al suo collega Giacomo Bazzarelli e al funzionario Mario Aloe. Contrabbando di carburanti, denunciato un imprenditore per un'evasione fiscale da 11 milioni. I finanzieri di Castrovillari hanno scoperto una ditta individuale sconosciuta al fisco attiva nel settore del commercio all'ingrosso di carburanti per autotrazione, che dal 2015 operava senza dichiarare all'erario i propri redditi, risultando quindi evasore totale. La Guardia di Finanza ha accertato un traffico illecito di carburante per lo più agricolo. 2 persone ferite in modo non grave. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 106 tra gli svincoli di Santa Maria di Catanzaro e di Germaneto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro e il personale sanitario del 118. Sorpresi a spacciare cocaina. 2 persone sono state arrestate dalla polizia a Corigliano Rossano. I 2 sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana già confezionati in dosi e pronte per lo spaccio.
Tregua per i laboratori di analisi che sospendono temporaneamente la protesta in attesa che il governo centrale decida sulla rimozione del commissario Scura e l'annullamento appunto dei suoi decreti. Apertura momentanea, rimozione del commissario Scura e l'annullamento dei decreti 72 e 87 sono questi i 3 punti approvati all'unanimità dall'Assemblea delle Federazioni che racchiudono le strutture private accreditate. La decisione è di quelle rischiose, vale a dire riprendere temporaneamente l'attività fino alla sentenza del merito. Le strutture private accreditate aderenti ad ANISAP e Federlab, dopo essersi riunite in assemblea, hanno ascoltato le relazioni dei contenuti dell'ordinanza emessa dal TAR di Catanzaro lo scorso 29 giugno. La ripresa delle attività, fanno sapere, è per ridurre i disagi dei cittadini che in questo mese di sospensione sono stati costretti a lunghe file a pagare di tasca propria prestazioni sanitarie di cui avevano diritto a causa della insufficienza, se non addirittura della mancanza di servizi offerti dalle strutture sanitarie pubbliche direttamente gestite. Questa decisione viene assunta, dicono ancora, in quanto fiduciosi che la giustizia riconoscerà le risorse che sono state ingiustamente sottratte al settore e quindi ai cittadini e pertanto ripristinerà la corretta distribuzione delle risorse. Ci tengono a far presente che la decisione presa è in forte rischio e ogni azienda valuterà singolarmente se e quanto sopportare l'esercizio di una tale attività per evitare danni che, se non riparati in tempi ragionevoli, potrebbero determinare la chiusura di intere strutture. Le loro richieste sono chiare e precise. Il governo centrale dovrà decidere in tempi brevi in merito alla rimozione di Scura e alla specifica vicenda che colpisce in modo drammatico un settore essenziale per garantire la prevenzione ai cittadini. Saremo pronti a interfacciarci immediatamente e costantemente, dicono, con tutti i nuovi eventuali esponenti tecnici a cui richiederemo l'annullamento tempestivo dei decreti del commissario ad acta 72 e 87. Pena la lettera di licenziamento, perché le aziende dovranno necessariamente ridimensionare il proprio personale specializzato, non riuscendo a sopportare i costi di un personale ormai in esubero rispetto ad un lavoro abbattuto di oltre la metà. Partiranno il prossimo 15 luglio a Cosenza i lavori per la realizzazione del nuovo parco benessere. Nei prossimi giorni è prevista la chiusura di una delle 2 corsie del viale Parco Giacomo Mancini per l'avvio dei cantieri. Vediamo. Dalla prossima settimana gli automobilisti che da Cosenza dovranno raggiungere Rende non potranno utilizzare Viale Parco, chiuderà al traffico infatti l'intera corsia per l'avvio dei lavori di una delle opere che cambierà il volto della città, ossia il Parco del Benessere. La conferma ai nostri microfoni dal comandante dei Vigili Urbani. Cominciano i lavori del parco, non della metro, questo deve essere chiaro anche questo, perché nell'accordo quadro il sindaco ottenne tra le tante condizioni come dire, positive per il comune anche proprio quella di iniziare prima il parco benessere previsto nell'accordo quadro e poi il lavoro della metro. Quindi la costruzione del parco benessere comporterà quindi la chiusura della carreggiata lato Sila. Comincerà questa chiusura diciamo dalla sopraelevata come altezza e man mano si avvicinerà ai 2 fiumi, per intenderci, quindi direzione sud, partirà quindi da nord e verso direzione sud, progressivamente in circa 25 giorni dovrebbe essere interamente chiusa tutta la carreggiata lato Sila. La conseguenza è la modifica della viabilità. Le direttrici percorrenza Cosenza a venire ad andare saranno le seguenti: via 24 maggio rimane com'è in direzione nord, Viale Parco a unica carreggiata unicamente in direzione sud verso Cosenza e Via Opile in ambo i sensi, così in qualche modo sia la direzione nord che la direzione sud è bene o male bilanciata ed equilibrata. Quando poi apriremo anche via Reggio Calabria ulteriormente ci sarà un alleggerimento insomma, del traffico. Quali conseguenze sul traffico in città? Per il momento, con le scuole chiuse e l'inizio delle vacanze, i disagi saranno minori, con l'autunno chissà. Stesso argomento, uno stadio diverso, questioni diverse a Bagnara Calabra, dove si discute invece sull'opportunità della realizzata isola pedonale. Protestano i cittadini e i commercianti soprattutto contro l'amministrazione comunale.
La chiusura anticipata del corso a Bagnara Calabra, dove sono concentrate le principali attività commerciali, facendolo diventare un'isola pedonale, in vista che la stagione estiva entri a pieno ritmo, sta creando qualche malumore tra i commercianti e i residenti. Ho parlato un po' impropriamente di associazione commercianti che l'ha richiesto, quando non ci sono proprio né documentazione né atti che lo attestano, tanto che questo genere di richiesta non è stata fatta da parte nostra, ma si dice sia stata fatta l'anno scorso in tempi magari post elezioni. Per un paese di mare è molto importante avere un'isola pedonale, si devono creare le giuste condizioni per tutti i cittadini, perché Bagnara non è un paese in pianura. Guarda qua, tu faccio un'idea, guarda quante popolazioni che abbiamo. Bastava un mese, a parte il mese, bastava la sera alle 5, alle 6 e già era un'altra cosa. A che glielo chiudono perché non c'è un'anima? A chi? Non ti fanno danno agli altri commercianti. Siamo senza parole. Questa è l'amministrazione, che la chiusura alla fine tutto va bene. O un mese in più, un mese in meno, e che ci hanno tagliato le gambe. Andare a controllare tutti i negozi che ci sono aperti o le serrande chiuse e poi vi fate una risposta voi stessi e gliela portate ai signori che ci amministrano, non gli ultimi, anche i penultimi e anche i terzultimi, ai quali abbiamo già fatto e abbiamo già detto. Prima di fare queste schifezze devono prima mettere in condizione la popolazione di vivere con i parcheggi e con i pulmini e tutto il resto poi, perché non è che dobbiamo isolare il paese, questo è un paese di fantasmi. Insomma, molto contrari ai cittadini che sono stati ascoltati. A Vibo adesso, dove il Comune ha pubblicato nel mese di luglio, inoltrato, i bandi per i lidi balneari, e anche qui è polemica questa volta sui tempi. A dispetto del fatto che siamo ormai in estate ben inoltrata e quanti hanno la possibilità da tempo ormai e per loro fortuna si recano in spiaggia, solo adesso il Comune di Vibo Valentia ha provveduto a pubblicare il bando per le concessioni provvisorie stagionali per l'anno 2018 che riguardano i lidi balneari, in attesa che si concluda l'iter di approvazione del piano spiaggia adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data, pensate un po', 5 dicembre 2014. L'attuale bando prevede l'assegnazione di concessioni demaniali provvisorie per un numero massimo di 5 aree già previste nel piano spiaggia comunale per la zona d'ombra e servizi minimi essenziali. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 19 luglio utilizzando la modulistica e seguendo le indicazioni riportate nello stesso bando, che potranno essere consultate accedendo al sito istituzionale del Comune. L'amministrazione comunale, a prescindere dal particolare che la fine di luglio spesso per alcuni coincide già con la fine delle ferie estive, considera ugualmente importante per il territorio questa iniziativa, soprattutto si fa notare se si pensa che lo stesso progetto lo scorso anno non ha ottenuto i pareri favorevoli da parte della Regione Calabria per tutta una serie di motivi ostativi. Una boccata d'ossigeno per i lidi balneari? Probabilmente. Comunque, al di là di ogni altra considerazione, che l'iniziativa possa rappresentare davvero il primo passo verso uno sviluppo del settore e di conseguenza del territorio vibonese, sempre in attesa della ben più importante adozione dello strumento di pianificazione settoriale, meglio conosciuto come piano spiaggia. A Castrolibero adesso è stato presentato il cartellone degli eventi estivi, giunto alla 13ª edizione, tra gli ospiti Anna Tatangelo e Nino Frassica. Si alza il sipario sulla 13ª edizione di Chi è di scena, la kermesse di musica e teatro del comune di Castrolibero, che si aprirà domenica 8 luglio con il concerto live di Anna Tatangelo. Non era facile mettere insieme in pochissimo tempo, grazie anche al contributo di Tirambo con Antonello Lombardo, Massimo Scarpelli, Enzo Naccarato, si è riusciti anche con la Proloco di Castrolibero a mettere su un programma importante, quindi con Tatangelo adesso domenica, la prossima settimana ci sarà Nino Frassica, ecco, è un cartellone molto ampio. Ma Chi è di scena è anche teatro amatoriale, con la rassegna sul sipario giunta alla 5ª edizione. Nomi importanti con nomi nazionali, da Nino Frassica, da Tatangelo, e poi si è voluto ormai da un po' di anni dare un
senza ulteriore un'identità, questa rassegna teatrale non solo, legata all'appartenenza, legata alla nostra storia, per dire che Castrolibero riesce a offrire ormai da anni una rassegna e degli appuntamenti che sono appuntamenti importanti. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Castrolibero e cofinanziato dalla Regione Calabria. Abbiamo lavorato in tempi strettissimi, per me rappresenta un po' l'esordio che è di scena, perché sono stata nominata da pochissimo e in pochissimo tempo siamo riusciti a mettere su questa rassegna. Avrei tante persone da ringraziare che mi hanno coadiuvata in questo lavoro, che non è stato per niente semplice. Ovviamente in primis la Regione Calabria, ringrazio la Regione Calabria che ha permesso al Comune di Castrolibero anche quest'anno di poter offrire ai propri cittadini questo momento di spettacolo, ma anche momento di condivisione e di partecipazione alle attività dell'intera comunità castroliberese. A Walter Longo, docente e genetista dell'Università della Calabria, alla cittadinanza onoraria di Varapodio, il riconoscimento nel corso dell'apposita seduta del Consiglio Comunale. Il professor Walter Longo, docente di biogenetica e direttore dell'Istituto sulla longevità all'University of South California, originario di Molochio, piccolo centro della piana di Gioia Tauro, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari. Laureatosi all'Università del Texas, Walter Longo, biologo specializzato in biochimica, nato a Genova ma originario di Molochio dove sono nati i suoi genitori, svolge un'intensa attività di ricerca sui diversi meccanismi genetici che predispongono all'invecchiamento e sulle strategie terapeutiche, tra cui la dieta, correlate all'avanzare dell'età. Il professor Longo ha contribuito, è stato infatti detto, a mettere in vetrina Molochio che, con il suo invidiabile numero di centenari e persone in avanzata età, ha costituito il punto focale delle indagini sulle abitudini alimentari e i segreti del vivere meglio e più a lungo nella cittadina pianigiana. È ovviamente un onore per me. La Calabria è la mia terra, sono sempre tornato e poi sorprendentemente è diventato uno dei posti più longevi al mondo. Comunque alcuni paesini qui intorno, particolarmente quello dei miei genitori, ha una delle più alte percentuali di centenari al mondo, almeno di media, no? Quindi mi sono sempre concentrato sugli studi dell'invecchiamento in tutto il mondo, in effetti. E particolarmente qua in Calabria. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Nelle prossime ore assisteremo ad un cedimento della morsa altopressoria sul Mediterraneo centrale. Andremo pertanto incontro ad un ritorno verso condizioni climatiche molto più miti, con un rientro delle temperature su valori più consoni alla media stagionale. Diamo ora uno sguardo invece alle previsioni in dettaglio per la Calabria nelle prossime 48 ore. Venerdì avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su fascia costiera tirrenica, Serre e Aspromonte, sin dalla mattinata, con probabili deboli piogge associate. Sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in calo. Andiamo ora invece a vedere il comportamento dei mari e dei venti. Venerdì, sia sul bacino tirrenico che su quello ionico, avremo mari mossi con venti moderati da ovest-nord-ovest. Prima di salutarci, vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime ore, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.